Giovane prostituta romena arrestata dai carabinieri a Padova, assieme ad altre 3 complici ricattava i clienti facendosi consegnare denaro in cambio del silenzio. Uno di loro, un operaio, si è tolto la vita per disperazione. Dal carcere domiciliare il camionista che sabato con un tasso alcolico oltre la norma ha travolto ed ucciso un giovane motociclista nel Vicentino, aveva anche la patente scaduta da mesi. Conta dei danni nelle zone del Trentino colpite dall'alluvione di ieri, esondazioni e frane che hanno messo in ginocchio diverse località, Moena prima fra tutte. Olimpiadi 2026, il governatore Luca Zaia oggi a Roma per il faccia a faccia con Malagò, decisione tra Cortina, Milano e Torino il 10 luglio, ci saranno anche valutazioni politiche, dice il presidente del CONI. Raffica di controlli negli ultimi 2 mesi in tutta Italia da parte del nucleo antisofisticazione dei carabinieri nel mirino, i prodotti biologici irregolari, a Treviso sequestrate quasi 2 tonnellate di farine scadute. Un cantiere mai finito per il fallimento di una ditta di costruzione, così per entrare nella sua abitazione una residente di Mogliano è costretta a incredibili percorsi. Grande successo la prima serata di Zucchero in piazza San Marco, questa sera si replica un sogno, suonare qui, dice questa città è da proteggere. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, lo avete dunque sentito dai titoli. In primo piano la cronaca, giovane prostituta romena arrestata dai carabinieri a Padova assieme ad altre 3 complici, ricattava i clienti facendosi consegnare il denaro in cambio del silenzio. Uno di loro, un operaio, si era tolto la vita per disperazione. Individuavano vittime vulnerabili, si appartavano con loro e nei giorni successivi partivano i ricatti. Disperato per la situazione, un operaio si sarebbe addirittura tolto la vita a causa di queste vessazioni. I carabinieri di Piave di Sacco hanno arrestato una donna romena di 28 anni, indagando altre 4 connazionali, accusate di aver messo in piedi una vera e propria organizzazione dedita a estorsioni e truffe dal 2015. Tutto inizia quando i carabinieri risalgono a un operaio che, secondo le ricostruzioni delle indagini, dopo l'incontro con la donna era stato vittima di continue richieste di denaro per le situazioni tragiche più improbabili che le capitavano, come falsi incidenti stradali, malattie di familiari, fantomatiche pendenze giudiziarie, fino ad arrivare alla cifra di circa 90.000 euro versati in contanti, per poi togliersi addirittura la vita. Venivano individuati altri 3 uomini caduti nella rete. Sentiti dai carabinieri, ammettevano di essere entrati in quella spirale di minacce e anche di morte nel caso in cui non avessero acconsentito a pagare. Inoltre, dal momento in cui alcuni di loro erano regolarmente sposati, le indagate li minacciavano di informare le mogli delle loro frequentazioni. E i 3 uomini ammettevano di aver versato somme di denaro di vari importi alle indagate, il primo 70.000 euro, il secondo 4.500 e il terzo 500 euro. Tutti e 3 sottolineavano il fatto di non essere riusciti a liberarsi dalla morsa e di aver provato rassicurazione soltanto dopo essersi affidati ai carabinieri, che invitano coloro i quali abbiano eventualmente subito analoghe truffe da parte del gruppo a rivolgersi alla caserma di Piave di Sacco. Continua il dibattito attorno alla scarcerazione di Marino Occhipinti, uno dei componenti della banda della Uno Bianca Maserà, dove vivrebbe ora. L'argomento sembra però lasciare tutti piuttosto freddi. Sentiamo. I sindaci non sanno sempre tutto quello che succede, il Ministero o la giustizia è una cosa statale, quindi non hanno l'obbligo di avvisare il primo cittadino, ma non è necessario e quindi lo vengo a sapere da voi. Maserà appare piuttosto distante dall'eco e dal dibattito che a livello nazionale ha provocato l'uscita dal carcere 2 Palazzi di Padova di Marino Occhipinti, detenuto dal 1994, condannato all'ergastolo nel 1997 per l'omicidio di una guardia giurata durante un assalto alla cassa continua di una Coop in provincia di Bologna nel 1988. Secondo il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, Occhipinti ha rivisitato in modo critico il suo passato, è pentito e non socialmente pericoloso. Il suo arrivo qui in paese non è certo l'argomento del giorno in questa cittadina di 9.000 abitanti. No, non lo conosco. Non hai mai sentito parlare? No. Io abito a Maserà, però sono sempre via, a parte oggi, vabbè. No, perché forse non sono informato per quello. Beh, se ha pagato il suo debito con la giustizia è a posto, presumo, anche se abita a Maserà, vabbè, non lo so. D'altra parte è anche giusto che lo mandano da qualche parte, è capitato a noi, pazienza.
La scarcerazione di Occhi Pinti ha inevitabilmente provocato una serie di reazioni, tra le quali spicca quella particolarmente critica di Luigi Beccari, padre della guardia giurata uccisa, ma ha anche scatenato un dibattito tra giuristi. Secondo il procuratore aggiunto di Bologna, Walter Giovannini, che coordinò le indagini e condusse l'accusa nei processi alla banda della Uno Bianca, la questione va affrontata in termini normativi se si ritiene che l'espiazione della pena prescinda dal percorso rieducativo del condannato. Le leggi prevedono anche che ci possa essere la reintegrazione, quindi la mia solidarietà sicuramente ai parenti delle vittime, però nello stesso tempo devo adeguarmi e quindi mi adeguo anche con l'opinione. Ed ora ci spostiamo nel Vicentino, arrestato per omicidio stradale per aver causato sabato scorso a Thiene la morte del motociclista Cristian Fontana. Il camionista è stato già scarcerato. Nel frattempo si è scoperto che la sua patente era scaduta da mesi. Non avrebbe dovuto guidare quel tir, la sua patente era scaduta dal 14 dicembre, eppure l'uomo che sabato mattina ha urtato con il suo mezzo pesante la moto di Cristian Fontana facendolo cadere a terra, una caduta rovinosa che ne provocherà la morte, stava guidando, oltretutto con un tasso alcolemico superiore al consentito per i camionisti. Nel 2012, come è emerso in tribunale al momento della convalida dell'arresto, era stato sorpreso dalla Guardia di Finanza di Isernia con della sostanza stupefacente la cui detenzione era per uso personale e pertanto era stato sanzionato. Tra i reati che a lui sono contestati anche l'omissione di soccorso, eppure il GIP ieri ha attenuato la misura cautelare dei domiciliari. L'uomo è infatti tenuto soltanto all'obbligo di firma 2 volte a settimana presso la caserma dei Carabinieri di Castelmorrone a Caserta. Ed ora continuiamo con il maltempo che ieri ha travolto il Trentino, una vera e propria alluvione con esondazioni, frane e fango che hanno messo in ginocchio diverse località. La più colpita è stata a Moena. Sentiamo. Un fiume che ha travolto Moena lasciandosi alle spalle fango e danni. Il maltempo che si è abbattuto ieri nel pomeriggio ha letteralmente messo in ginocchio diverse località del Trentino. In un attimo il cielo nero e poi la bomba d'acqua. Immagini come queste fanno capire la portata dell'alluvione. La zona maggiormente colpita è quella di Moena. Una cinquantina di persone ieri sera sono state fatte evacuare nelle zone tra Moena e San Pellegrino. Questa mattina potrebbero far rientro nelle proprie abitazioni. Un evento non prevedibile, ha sottolineato la provincia di Trento. L'acqua ha iniziato a invadere la cittadina turistica nel tardo pomeriggio poco prima delle 18. Un vero e proprio torrente di fango, alimentato anche dall'esondazione del torrente Costalunga. In poco più di 3 ore sono caduti la bellezza di 130 mm di pioggia. Una violenta ondata di maltempo caratterizzata anche dal forte vento che in Alto Adige ha superato i 70 km/h. Immediatamente la zona è stata raggiunta dai mezzi di soccorso. La Protezione Civile Trentina ha allestito anche un centro di accoglienza presso il campo sportivo di Moena per garantire un eventuale riparo per la notte. Gli sfolati sono stati comunque ospitati nella scuola materna. Sono stati davvero momenti di paura per residenti e turisti. Oggi è il giorno della conta dei danni, mentre alcuni rifugi sono rimasti per il momento isolati. Fra l'altro sono state interrotte numerose arterie stradali, soprattutto in Val di Fassa, causando non pochi problemi. Questa mattina un pallido sole, ma tra oggi, domani e dopodomani su tutto il Trentino è prevista instabilità e nuove piogge. L'assessore regionale alla Protezione Civile Giampaolo Bottaccini ha fatto sapere che dal Veneto, se ce ne fosse bisogno, sono tutti pronti a partire per dare una mano. Impressionanti le immagini dell'alluvione che stanno girando in tutti i siti web. Olimpiadi 2026, il governatore Luca Zaia oggi a Roma per il faccia a faccia con Malagò, decisione tra Cortina, Milano e Torino il 10 luglio. Ci saranno anche valutazioni politiche, dice il presidente del CONI. Sentiamo. Un nepalese piuttosto che un eschimese o un indiano quando digita Cortina con i motori di ricerca avrà proiettate subito le Dolomiti, patrimonio dell'umanità UNESCO, e vede la neve, vede la montagna estiva e la montagna invernale. Se digita Torino o Milano vedrà inevitabilmente 2 bellissime città, ma vedrà 2 città metropolitane. La differenza tra Cortina, Milano e Torino, secondo Luca Zaia. A Roma, al Foro Italico, sede del CONI, per il vis-à-vis con Gianfranco Malagò, in mano il dossier per Cortina Dolomiti 2026 con i suoi numeri e i suoi benefici. Si gioca una partita a scacchi e si decide tutto con ogni probabilità il 10 luglio.
Il governatore chiede valutazioni tecniche, ma poco dopo Malagò, che solo ieri aveva parlato di una decisione laica senza influenze, ammette. Si stanno facendo delle valutazioni in attesa anche di capire anche quelle che sono le valutazioni politiche. So che c'è un Consiglio dei Ministri venerdì e poi un Consiglio nazionale su cui dovrà entrare nel dettaglio. In ballo ci sono la Torino pentastellata sponsorizzata dal ministro Toninelli, la Milano sulla quale spinge la giunta regionale leghista di Fontana e il rischio che si tratti di un risico politico è molto forte. Malagò però assicura il giudizio sulla base di dati concreti e dopo l'incontro Zaia resta ottimista, rinnovando l'auspicio. Ho avuto un riscontro che si ha con delle persone corrette che hanno la responsabilità poi di dover dare indicazioni e decidere. E io spero che questa decisione venga fatta valutando tecnicamente i dossier e considerando poi anche la forza che quel dossier scelto e quindi la candidatura prescelta possa avere a livello internazionale. In Veneto e Trentino Alto Adige ribadisce: siamo compatti, per noi questo non sarebbe un evento come tanti altri, sarebbe l'evento al quale lavoreremo con attenzione e lungimiranza, consapevoli dell'opportunità sul piano sociale ed economico. Nel dossier le cifre sono chiare: contenimento dei costi e sostenibilità ambientale, tutti elementi che il CONI chiede come garanzia. Sappiamo benissimo che è uno dei parametri, uno dei requisiti indispensabili. È chiaro che poi bisogna anche verificare nella prova costi quelli che magari possono essere, diciamo, i benefici a seconda se ci possono essere incrementi o diminuzioni del valore degli investimenti da realizzare. Noi presentiamo una Olimpiade che è low cost, 380 milioni di euro, avrà ricadute per miliardi di euro e voglio ricordare che poi vivrà dell'abbrivio delle Olimpiadi, nel senso che questo territorio continuerà poi a produrre grazie alle Olimpiadi. Dunque ora le pedine sono tutte sulla scacchiera e dal Veneto arriva l'ultimo messaggio. A me piace dirvi che io ci metto anima e corpo e c'ho dietro una regione. E proprio oggi il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, ha scritto su Twitter: le Paraolimpiadi e Olimpiadi 2026 possono essere un'occasione per l'Italia, ma serve un progetto virtuoso. Ogni valutazione dovrà tener conto delle priorità del programma di governo e della loro compatibilità con i costi-benefici dell'evento. La sostenibilità è il fattore decisivo. Dopo l'unanime bocciatura delle categorie economiche al decreto dignità del ministro Di Maio, critiche anche dalla CGIL: non ridurrà il precariato, attacca il sindacato, andava reintrodotto l'articolo 18. Per le imprese è un provvedimento che riporta indietro le lancette dell'orologio al secolo scorso. Ma anche la CGIL non si mostra entusiasta del decreto dignità del ministro del lavoro Luigi Di Maio. Non sarà una lotta al precariato forse in qualche caso, però in realtà crediamo che in realtà i contratti a termine verranno ridotti di durata, poi non verranno rinnovati. Cioè, questo è tra virgolette, secondo me, il retro della medaglia di questo nuovo decreto. Per carità, bene che venga inserita la causale, bene che venga inserita la diminuzione dei rinnovi, però secondo noi sarà comunque ci sarà questo risvolto. Secondo lo slogan governativo sarebbe stato licenziato il Jobs Act, notano dal sindacato, ma le cose non stanno esattamente così. Non hanno fatto un'abolizione del Job Act, diciamolo, perché sennò avrebbero reintrodotto l'articolo 18 per i licenziamenti, diciamo, ingiustificati. Non è stato reinserito. Una nota critica: la reintroduzione anche di voucher. Per ragioni opposte bocciano il decreto anche da Confesercenti. Definire decreto dignità un provvedimento che limita il lavoro a tempo determinato è sbagliato, perché offende milioni di lavoratori a tempo determinato che ci sono in questo nostro Paese. Il Novecento è finito da un pezzo, riflette Maurizio Franceschi, e oggi vanno fatti i conti con un lavoro che è sempre più flessibile, non solo in Italia ma in tutto il pianeta. In quest'ottica andrebbero trovate più garanzie per i lavoratori, ma dal punto di vista di una maggiore retribuzione, non da quello del posto fisso. Continuare a ragionare ancora sul problema della precarietà, tenendo conto che siamo ormai una società dove le imprese dei servizi crescono giornalmente e molte nascono e poi muoiono perché la competizione è sempre molto, molto alta. E dall'altra parte ragionare ancora sull'abolizione dell'articolo 18 significa tornare indietro e non andare avanti.
Nuovo capitolo della storia infinita di Veneto Banca, questa volta è l'autorità per l'economia e la borsa, altrimenti detta Consob, a pronunciarsi a favore di 5 risparmiatori. Secondo i fascicoli interni, per Veneto Banca gli azionisti erano tutti speculatori e quindi consapevoli del rischio che correvano acquistando azioni della Banca di Montebelluna. È quello che è emerso leggendo i profili dei conti correnti stilati dal personale nelle diverse sedi e che in 5 casi sono divenuti prove davanti all'arbitrato del Comitato per l'Economia e la Borsa. 5 nuove sentenze dell'arbitro Consob che dimostrano come Veneto Banca abbia indotto in errore i risparmiatori e abbia appunto causato loro un grave danno patrimoniale. I risparmiatori venivano classificati come persone dall'elevata conoscenza in materia finanziaria e dall'elevata propensione al rischio. Questo naturalmente non rispondeva al vero e l'arbitro Consob lo ha appunto dichiarato in queste 5 sentenze, con le quali appunto Veneto Banca è stata condannata a risarcire i danni sofferti dagli azionisti. Sentenze che serviranno in sede penale quando a Treviso si aprirà il processo ai vertici della Banca di Montebelluna, ma che intanto permettono a 5 risparmiatori di andare a battere cassa da Banca Intesa. Banca Intesa ha acquistato Veneto Banca e di conseguenza è responsabile dei danni cagionati da Veneto Banca e deve saldare i debiti di Veneto Banca. Avvocato più che mai convinto che alla fine i risparmiatori in qualche modo verranno risarciti, considerando il fuoco di fila di sentenze tutte a loro favore. È notizia proprio di questi giorni che il 6 giugno 2018 il giudice di Venezia, in una causa intentata da un risparmiatore nei confronti di Veneto Banca, ha chiamato in causa non solo Banca Intesa ma anche la SGA. E per chi non ricordasse, la SGA è la società di gestione di attività che ha in carico i crediti deteriorati delle banche venete. Patrimonio, se recuperato, comunque ad appannaggio prima dello Stato, come risarcimento dell'operazione di acquisizione di 112.000 debiti sostanzialmente inesigibili per un valore complessivo di 18 miliardi di euro. Continuiamo con la cronaca, con il sequestro di oltre 100 tonnellate di falsi prodotti biologici scoperti dai carabinieri dei NAS in Italia, 2 nella Marca, solo la punta dell'iceberg dei controlli di questi mesi. Una montagna di alimenti scaduti. Sono quelli scoperti nel triangolo Treviso, Belluno e Venezia dai carabinieri trevigiani del NAS già solo nei primi 6 mesi di questo 2018. L'ultima operazione, ma solo in ordine di tempo, riguarda il business del biologico. In una grossa ditta dolciaria di San Vendemiano, con 2 tonnellate di farine biologiche scadute confuse nel magazzino di approvvigionamento, accanto ad altro materiale alimentare assolutamente in regola con le norme vigenti. Una pratica purtroppo non occasionale in tante nostre aziende del settore, sottolineano i vertici del NAS trevigiano. I nostri imprenditori sembra non guardino la data di scadenza, come a Marino di Piave, dove in un grande magazzino di distribuzione all'ingrosso in febbraio sono stati sequestrati 3.309 contenitori tra bottiglie e fusti di alcolici e bevande analcoliche, alcune scadute da oltre un anno. In questo caso non solo avrebbero fatto finta di scordare la data di scadenza, ma anche truffato gli acquirenti, mettendo in vendita 258 confezioni di olio d'oliva extravergine, cancellando e riscrivendo la data di scadenza. E ancora, a gennaio, in un'azienda dolciaria del Monte Bellunese, sono state 140.000 le confezioni sequestrate di alimenti scaduti e tutti, come per le precedenti operazioni, portati immediatamente alla distruzione. Sono solo 3 delle oltre 1.000 operazioni messe in atto dai carabinieri del Sant'Artemio, un nucleo di 30 professionisti chiamati in questi giorni a controllare le filiere dei prodotti bio e che hanno permesso di scoprire nel Trevigiano le 2 tonnellate di farine scadute che vanno a sommarsi alle altre 98 tonnellate di falsi bio scoperti dai carabinieri nel resto d'Italia. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci in studio con una storia che arriva dal Padovano, si getta in acqua e salva una ragazzina che voleva farla finita, protagonista del gesto un migrante nigeriano di 29 anni. Sentiamo. Quando ha visto la ragazzina cinese, 17 anni appena, gettarsi in acqua dal ponte di Corso del Popolo, tra le urla dei passanti, non ha esitato. Solomon, un nigeriano di 29 anni, che ha chiesto asilo in Italia, ma la sua domanda è stata respinta, si è tuffato e ha salvato la ragazza, aspirante suicida. Immediato l'arrivo dei soccorsi, sanitari del 118, poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco, ma il nigeriano aveva già riportato a riva la giovane. L'uomo, che ha ricevuto subito i complimenti di tutti i curiosi che si erano fermati e degli
agenti delle forze dell'ordine si è visto respingere la richiesta di asilo. Ora magari spera che questo gesto d'altruismo possa aiutarlo a ottenere il permesso di soggiorno. Prigioniera di un cantiere, la protagonista di questa incredibile vicenda è una donna trevigiana che da 7 anni non riesce ad entrare dall'ingresso della sua abitazione per colpa di un cantiere abbandonato. Ecco, questa è l'entrata di casa mia, dovrebbe essere l'entrata di casa mia. Serena Barbiero è da 7 anni prigioniera di un cantiere. In quella che dovrebbe essere l'entrata di casa sua, oggi le piante sono cresciute a dismisura. Il passaggio che gli dovrebbe garantire l'accesso nella sua abitazione è ostruito dal 2009, anno in cui è stato avviato il cantiere affidato ad una cooperativa e a una ditta di costruzioni che nel frattempo è fallita. Per entrare in casa, Serena è costretta ogni volta a passare nella casa confinante dei genitori. Un'odissea giornaliera per riuscire ad entrare dalla terrazza. Adesso vi mostro il percorso che ogni giorno devo fare per entrare a casa mia. Io ad ogni ora del giorno devo passare sempre per casa dei miei genitori per accedere a casa mia. Accedo tramite il salotto dei miei genitori, passando per una terrazza e entrando nella mia zona notte, in quella che dovrebbe essere la mia zona notte. Oltretutto io con il lavoro che faccio ho degli orari in cui posso disturbare effettivamente i ritmi dei miei genitori. Doveva essere un disagio temporaneo, invece per effetto dei lavori mai completati si è trasformato in un incubo. Da qui la decisione di rivolgersi ad un avvocato per ottenere giustizia con una diffida. Siamo in una situazione a dir poco paradossale, un'ingiustizia conclamata e certo non possono essere le pastoie di un fallimento che possono impedire l'accesso alla propria abitazione. Abbiamo inviato una diffida alla curatela e anche alla concessionaria, alla proprietà. La diffida dell'avvocato forse potrà sbloccare la situazione. Ad onore del vero c'è già stato un contatto da parte della curatela, la quale ha dato la sua disponibilità a risolvere la questione. Attendiamo che dalle parole si passi ai fatti. Intanto a protestare si sono uniti anche molti residenti del quartiere che hanno presentato petizioni per la conclusione dei lavori. Grande successo la prima serata di Zucchero in piazza San Marco, questa sera si replica. Qualsiasi artista vorrebbe essere qui al posto mio, in questa piazza. Così il grande Zucchero ha salutato le circa 7.000 persone in piazza San Marco nella prima delle sue 2 serate musicali. Il mio compito, ha continuato, è fare di tutto per non rovinare questa bellezza. Sono qua per proteggerla. Tutti i timori espressi prima di questo concerto da parte dei veneziani che mi dicevano lascia la città come l'hai trovata sono svaniti. Dopo 158 concerti con questi compagni d'avventura, ha raccontato, avevo un sogno, piazza San Marco. Non la danno più, mi avevano detto, ma le sfide sono belle perché sono quasi impossibili, se no che sfide sono? E alla fine Zucchero l'ha vinta, facendo tornare piazza San Marco luogo privilegiato di grande musica. Puro intrattenimento con 33 migliori brani del suo repertorio per un pubblico molto variegato, da Baila a Diamante. Ancora sono una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica. L'amore per la città di Zucchero non nasce oggi, ha commentato il sindaco Brugnaro alla fine del concerto. Stasera ha solo detto cose che pensa da tanti anni. Lui viene spesso a Venezia ed è stato un grande piacere aver ricominciato a utilizzare piazza San Marco con il suo concerto. Le spese del concerto, ha sottolineato il primo cittadino, sono state a carico dell'organizzazione di Zucchero. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Tempo via via più instabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di giovedì 5 luglio. Sul Veneto al mattino qualche rovescio, solamente sul Bellunese, ampio soleggiamento invece sui restanti settori. Col passare delle ore temporali frequenti anche altrove, ma generalmente di debole intensità. Temperature minime tra 17 e 21 gradi.
valori massimi compresi invece tra 26 e 31 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Qualche acquazzone al mattino soltanto sui settori alpini, spazi soleggiati in più invece altrove. Dal pomeriggio peggiora un po' ovunque, con fenomeni localmente anche moderati, ma migliorerà entro la nottata. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 31 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tempo spiccatamente instabile sulla nostra regione, con rovesci e temporali piuttosto frequenti, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Fenomeni in cessazione comunque entro la serata. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 25 e 28 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.